Non si è ancora provveduto a ripulire dal fango e dai detriti il viale Sicilia a Fontanelle e la via dei Giardini a San Leone. E così, tra una pioggia e l'altra, si lasciano i cittadini a convivere con l'incredibile situazione che proprio non si riesce a risolvere, malgrado le segnalazioni che vengono regolarmente ignorate dalle istituzioni. Altro che protezione civile, dice la gente. E bisogna davvero ringraziare il cielo se i danni dalle nostre parti non vanno oltre. Ma si vive egualmente nel disagio con la paura che possa accadere il peggio, visto che continua a piovere sul fango che ostruisce la carreggiata sia a Fontanelle che a San Leone, dove la situazione è identica, perché identica è la causa. Praticamente, come abbiamo più volte pubblicato, fango e detriti provengono dalla campagna circostante. Dal comune ancora una volta non arrivano purtroppo risposte rassicuranti, neppure un segnale stradale per indicare il pericolo e obbligare a rallentare, soprattutto in viale Sicilia. La domanda rimane la stessa: perché le cosiddette autorità competenti non intervengono, appunto con la loro autorità, per porre fine ad una delle tante emergenze che riguardano il territorio? Perché così continuando gli agrigentini rischiano sul serio.